Buonasera a tutti. Stasera abbiamo qui sul canale Storia Locale il professor Gilles Bertrand, che ha scritto questo bel libro, Storia del Carnevale di Venezia dall'undicesimo secolo ai giorni nostri, edito da CR Edizioni, una casa editrice di Somma Campagna che si trova in provincia di Verona. È una storia del Carnevale di Venezia, un carnevale che dura da 1000 anni, che il professore Gilles Bertrand ha raccolto in più di 300 pagine, un'ampia bibliografia, un apparato anche, vediamo, un apparato iconografico molto denso, ricco, vario, dove ci sono delle acqueforti, dove c'è la piazza San Marco, dove c'è Rosalba Carriera che dipingeva a pastello, poi ci stanno diverse altre cose. E questo bel quadro qui di Felix Zien, pittore tedesco, credo, del XIX secolo, e poi anche delle cose di William Wilde, che è molto, veramente molto, molto bello anche l'apparato economico. Allora, è un carnevale, come dice giustamente il professor Gilles Bertrand, che nasce nell'undicesimo secolo, credo intorno al 1066, quindi quest'anno, quasi a 1000 anni di vita, insomma, 1000 anni di vita. È un rito civico e affare di Stato. Poi cita sempre la bauta, nel senso la maschera, il velo veneziano, come se fosse un refrain che riappare sempre dall'inizio alla fine. E il carnevale è rito civico e affare di Stato, perché quando nasce il carnevale, che poi nasce anche sulle feste romane, che noi sappiamo, i riti di carnevale, lo Stato veneziano cerca subito di disciplinarlo. Questa è la parola che mi è venuta in mente, nel senso di incanalarlo, quindi la disciplina dei costumi, che lo Stato veneziano, uno, lo disciplina. La prima cosa che fa è quella di coordinarlo, di concentrarlo, di dargli una via legale, legalitaria, ma poi di fare anche il Carnevale di Venezia il proprio biglietto da visita, e come se fosse anche un mezzo diplomatico l'affermazione di ciò che Venezia era, in sostanza, perché attraverso la cultura è diplomazia, ma questo lo vedremo dopo. Poi la fabbrica del carnevale barocco, la molteplicità dei divertimenti, la lotta dei pugni, anche i tori, c'era una sorta di tauromachie che non sono più presenti in Italia, erano presenti a Roma, erano presenti a Venezia, che non sapevo, l'ho preso dal libro, sono presenti tutto in Spagna. Un carnevale regolato, controllare i piaceri, proteggere la Repubblica, quindi vediamo l'intervento dello Stato che cerca il Consiglio dei 10, che disciplina, regolamenta, regola, fa leggi ad hoc sull'uso della maschera, il portare la maschera quando si poteva portare e quando la si doveva levare, e poi anche la veste cronologica, il carnevale molto lungo, che addirittura a volte durava anche 6 mesi. Poi il mito destinato a esorcizzare l'angoscia, come questo qui è il taglio più antropologico che si ha del libro, e il perdurante dramma della caduta della Repubblica Lasalense. Finisce nel 1797 con il Trattato di Campoforno, e Venezia, possiamo dire che muore con il suo carnevale, verrà ripreso nel 1980, e poi Venezia ora è anche il suo carnevale, come la mostra del cinema, insomma. Venezia, Volpi misurata, insomma, Venezia si pone come volano culturale. Allora, io farei la prima domanda, è quella che, quelle cose che ho detto, quelle poche cose che ho detto in sintesi, che non posso andare oltre, nel senso che la disciplina dei costumi, questo è molto interessante, poi vediamo anche dei casi di specie. Prego, professore. Sì, beh, in effetti il carnevale a Venezia non è proprio originale, nel senso che dei carnevali, quando nasce a metà del Medioevo, nell'undicesimo secolo, almeno per le tracce che ne abbiamo, in realtà è più o meno identico in tantissime altre località d'Europa, città o campagne, soprattutto città come Barcellona, Marsiglia e tanti, Firenze, eccetera. Il problema di Venezia specifico è come e quando e perché diventa un carnevale originale, cioè specifico. E quello che noi abbiamo ritenuto nella storia, e ci viene ricordato anche oggi dalle maschere che ci sono a Venezia, è che c'è stata una specie di emblema
del Carnevale di Venezia, che è la bauta, che è questa maschera uniforme che tutti portano come un segno di uguaglianza tra le persone, tra gli individui. E proprio è la maschera del controllo. E questa maschera del controllo, della disciplina dei corpi, in realtà è un'invenzione della metà del Seicento. Si sviluppa nel secondo Seicento in modo molto discreto e esplode nel Settecento, ed è quella che dà al Carnevale di Venezia la sua firma caratterizzante, quella che i pittori come Canaletto, Guardi, cioè hanno iscritto nelle nostre memorie, al punto che anche quando il carnevale non c'era più, comunque aveva preso forme molto più ridotte nell'Ottocento, ci si ricordava di questo. I pittori di fine Ottocento hanno sempre ripetuto la rappresentazione della bauta come il segno di questo carnevale. Quindi questo vuole dire proprio che l'idea della disciplina dei corpi è la specificità di questo carnevale. Se facciamo il confronto con quello di Rio, con quello della New Orleans, o tanti altri carnevali nelle Antiglie o in altre parti dell'America Latina, lì il carnevale viene pensato e visto come una esplosione di balli. A Venezia, beh, la particolarità è proprio questo fatto che è una città del silenzio più che o della musica molto regolata, Vivaldi o altri. Non è una città di tante grida o di tante espressioni esplosive. eh, L'erotismo stesso è nella cerchia del privato. E questa maschera stessa che è stata messa al punto nel Settecento è una maschera che offre la possibilità di non essere visto dagli altri per poter dedicarsi ai piaceri, vedere Casanova, vedere quello che ne dice Goldoni e tanti altri. Ecco. Quindi di questo aspetto è uno spunto sul quale insisterei molto, e se vuole con un'altra domanda possiamo anche approfondirlo oppure passare ad un'altra tematica, come vuole lei. Sì, le fonti che lei ha usato, che a me piacciono super le fonti tra Casanova, la memorialistica, anche le fonti che lei giustamente diceva, Pompeo Molmenti, gli altri, quelli che poi hanno studiato il carnevale. Eh, parliamo un po' di fonti, insomma, Di dei fonti. fonti, sì, certo. Il problema delle fonti è enorme per il carnevale, perché quando si dice che il carnevale nasce alla fine dell'undicesimo secolo, perché abbiamo la prima traccia di un editto, tra l'altro difficile da recuperare nell'Archivio di Stato di Venezia, lo conosciamo attraverso la storia di Molmenti nel secondo Ottocento, perché per il Medioevo non abbiamo quasi nessuna fonte, qualche editto, qualche divieto di lanciare le uova nel 300, di vestirsi da donna per gli uomini o da uomo per le donne nel 400, cioè pochissime tracce scritte sul carnevale, e le incisioni stesse appaiono soltanto alla fine del 500. Abbiamo le primissime nel 1590. C'è un quadro che è stato messo nel libro leggermente anteriore, di un banchetto, quadro di un fiammingo che è stato venezianizzato, diciamo. Non abbiamo la data, sarà 1570. Quello ci fa vedere che esisteva un carnevale dei ricchi che si contrapponeva, posso farlo vedere eventualmente, non so se serve qui, se si riesce a vederlo, è questo. Che è il Pozzo Serrato, per caso. Questo, voilà, Pozzo Serrato. Che ne ricordo, insomma, Questo è interessante perché ci fa capire che è una delle primissime rappresentazioni del carnevale che abbiamo di Venezia, che c'era un carnevale negli interni delle persone dell'aristocrazia, che avevano un atteggiamento relativamente distante rispetto alla strada, rispetto all'espansione popolare. E questo per me è fondamentale nel carnevale di Venezia. C'è un carnevale per i ricchi, un carnevale per il segreto delle case, e c'è un carnevale per la gente comune, per le masse.
E ancora oggi è così. Nel 2023, se si va al Carnevale di Venezia, c'è la folla che arriva dalla stazione di Santa Lucia o da Piazzale Roma la domenica, dalle province vicine o da altrove o da più lontano, e che va su Piazza San Marco, arriva degli Schiavoni, che passa, se può, attraverso Rialto, eccetera. E poi ci sono le feste private. C'è anche il ballo del Doge, il sabato grasso, e 3.000 euro l'ingresso, quindi è molto selettivo. E si vedono alcune barche così di persone che non si mescolano agli altri, che arrivano al ballo del Doge di Claudia Sauter. Quindi questo carnevale del controllo dei corpi, questo carnevale delle fonti rare nel Medioevo e che diventano enormemente diffuse nell'epoca moderna, cioè nel 5, 6, 700 attraverso gli archivi, gli editti per vietare l'uso della maschera nelle chiese, eccetera. Oppure attraverso i quadri o le incisioni. Questa espansione di fonti non può in realtà nasconderci una realtà sociale che è estremamente come si può dire, contrastata tra il carnevale popolare e il carnevale delle élite, le quali anche nel primo Ottocento, quando il carnevale non c'era più tanto, avevano una grande voglia di sfuggire nei giorni del carnevale, perché la folla era giudicata soffocante. Certo, certo, certo. Poi lei ha usato anche Goldoni, io il rapporto è Goldoni e il carnevale. Allora, sì, in effetti, C'è un focus su Goldoni e il carnevale. sì, in effetti e potrei anche dirne un po' di più sulle fonti, perché Goldoni, come Casanova, sono degli scrittori. Goldoni per il teatro, Casanova con le memorie, e ci sono anche i racconti di viaggiatori, sono come President de Brosse, per esempio, sono delle fonti che sono piene di indicazioni sul modo in cui era vissuta la maschera. E queste fonti possono essere completate dalle fonti amministrative, giudiziarie, sui crimini, pochi per la verità nel Settecento, commessi grazie al sotterfugio della maschera. Ma in effetti la visione che noi teniamo molto forte dentro di noi del Carnevale di Venezia è soprattutto quella che ci trasmettono le pitture e le grandi opere come le opere teatrali di Goldoni. Quello che in Goldoni in particolare colpisce è la volontà che Goldoni ha di fare la finità con le maschere della commedia dell'arte, come sappiamo, e però mettendo in avanti la nuova maschera della sua epoca. Siamo a metà del Settecento, l'epoca della riforma di Goldoni, e la maschera dell'epoca che domina è la famosa Bauta. Il paradosso, quindi, è che Goldoni mette in scena in tantissime delle sue opere che venivano rappresentate durante il carnevale invernale, le mette in scena delle baute, cioè mette in scena quelle maschere uniforme, che in realtà erano tristi, e si vede nelle incisioni che accompagnano le prime edizioni di Goldoni, quelle di Zatta, ad esempio, a fine del Settecento. Ci sono queste maschere molto austere, in cui le persone sono tutte identiche le une alle altre. E la forza di Goldoni è di trarre dal reale, dal presente che lui vede, cioè quel carnevale del Settecento con persone che sono tutte identiche le une alle altre. Ne trae del comico, trae la possibilità di fare di questo presente delle famiglie che rappresenta, cioè nobili, mercanti, popolani, ne fa un ritratto in cui la maschera è, ad esempio, l'occasione di giocare sulla bellezza o la bruttezza, tipo
scena di Goldoni. "Oh, ze bella quella puta, com'è bellina questa ragazzina". E poi, pagina dopo, oppure 5 minuti dopo, si vede che è una signora molto anziana e molto brutta. Qui si gioca sulle potenzialità di gioco di una maschera che, in realtà è una maschera, di cui i viaggiatori della stessa epoca di Goldoni dicevano che era molto triste, malinconica, brutta, senza grande interesse, perché noi dobbiamo sapere che mentre Goldoni, Gozzi avevano un successo sulle scene di Venezia, i viaggiatori facevano di Venezia, i viaggiatori inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, facevano di Venezia una tappa ridotta. A loro nel secondo Settecento piaceva Roma. E quindi noi abbiamo, e poi Firenze, Napoli, noi abbiamo la tendenza a guardare la storia di questo carnevale attraverso una specie di fissità. Cioè lo vediamo come un carnevale che è durato 1000 anni, che è quel carnevale che ci fa vedere o Pietro Longhi o Carlo Goldoni, ciascuno a suo modo, o Casanova. E diciamo, è questo il carnevale di Venezia. In realtà questo carnevale ha conosciuto dei periodi molto, molto diversi gli uni con gli altri. Allora, su questo, se mi vuole fare una domanda, se vuole continuo. Cioè, no, ascoltavo, ha avuto delle discontinuità, ha avuto delle discontinuità. Esatto. Queste Ecco. discontinuità sono pure al fatto della forza dei pugni, c'erano delle ritualità, come la battaglia delle arance che ci sta di Ivrea, che poi qua alcune cose sono andate perse, meno male, insomma, come era la prova di coraggio, la prova di forza. Abbiamo detto il combattimento con i tori, poi succedevano anche il capro espiatorio, ci stanno anche degli animali che venivano quei Uccisi. maiali, ma pare i maiali venivano uccisi a Piazza San Marco. Quindi aveva anche dei tratti di crudeltà. Chiaramente poi questi tratti di crudeltà rimandano al Medioevo, rimandano a periodi antecedenti rispetto cioè sono delle eredità immateriali, per usare un'espressione di Giovanni Levi, che rimangono, come dire, per i rami scendono fino alla fondazione, ma anche oltre, perché abbiamo fino a 1400, 1500, 1600. Queste Certo. discontinuità chiaramente poi vengono marcate temporalmente, non è che le discontinuità vengono marcate temporalmente, tant'è vero che oggi il Carnevale di Venezia appare come il Carnevale della maschera bella, della cosa, però ha avuto anche dei tratti distintivi che erano presenti solo lì, perché io non so, cioè, dov'è che venivano in altre parti del mondo che venivano uccisi i maiali a Piazza San Marco nel Medioevo, insomma. C'erano le corride, c'erano altrove, però l'uccisione dei tori era un po' particolare, non era la corrida, non era la tauromachia. Non era la tauromachia, In no. realtà non erano che buoi un po' innocenti che i cani indebolivano in modo che l'uccisione non fosse un lavoro troppo pesante, insomma. Non era il corpo a corpo come nel sud della Francia, soprattutto in Spagna, non siamo lì. Sulla crudeltà direi qualcosa, perché è molto strano quando scoprire nelle pitture di Gabriele Bella, ad esempio, che è un pittore assolutamente sconosciuto del Settecento, che ci sono delle scene in cui si uccidono gatti, oche, e non solo i tori. Cioè questa crudeltà popolare in realtà è durata probabilmente fino al Settecento, è ancorata sulla durezza della vita in epoca medievale, quando i veneziani dovevano lottare sia contro i nemici che avevano provocato la loro fuga in laguna, sia con gli elementi duri del mare, delle intemperie, cioè della meteorologia, eccetera. Insomma, era vita dura, dovevano esercitarsi militarmente e in effetti, oltre la crudeltà, c'erano gli esercizi militari, cioè in cui si misurava la forza, era il senso delle piramidi umane, era il senso della lotta dei pugni alla quale lei ha fatto allusione varie volte, che in realtà aveva luogo a settembre, non in tempo di carnevale, però che faceva parte di tutto questo insieme di feste che costituiva quel carnevale che durava 6 mesi durante l'anno, anche se la parte centrale era durante l'inverno. No, quindi la crudeltà è rimasta e ha profondamente scioccato le élite intellettuali veneziane
del primo Ottocento. Ed è proprio all'inizio dell'Ottocento, quando non c'era più la Repubblica, ma non c'era più neanche il carnevale in tutto il suo senso politico, perché non c'era più la Repubblica dal 1797, però continuavano dei rituali, come la famosa caccia ai toro, oppure cioè le piramidi umane. E negli anni 1800-1810 i rischi di di esser feriti o cioè perché c'erano cioè erano messi in avanti da questa élite che non aveva più potere, perché erano o i francesi o gli austriaci, però tutti erano scioccati da vedere che ci si poteva battere duramente a corpo, oppure confrontarsi in modo forse eccessivo, e quindi tutto fu soppresso. Dal 1816 non si parla più di caccia ai toro, di piramidi umane, eccetera, finisce. Quindi la crudeltà diventa un ricordo lontano, segno di quei tempi in cui era gloriosa la Repubblica, in cui doveva anche lottare molto, eccetera. Però discontinuità. C'è la discontinuità. Apparentemente, ci sono dei periodi in cui non c'è più carnevale. E l'Ottocento in realtà ha un carnevale, però è un carnevale che è quello dei balli, delle danze alla Fenice, al Ridotto. È un carnevale che ha qualche banchetto delle classi popolari, passeggiate sulle zattere riva degli Schiavoni, c'è qualche casotto, qualche animale, soprattutto nella prima metà dell'Ottocento. Però non è più un carnevale vissuto come era visto il carnevale sin dal Medioevo, perché non aveva più da celebrare una repubblica che non c'era più. Ma in realtà c'era nella discontinuità una forma di continuità, perché c'era la stagione lirica. C'erano tutte quelle grandi prime dell'opera che si facevano alla Fenice o al Teatro San Benedetto, poi al Malibran, e questo era segno di carnevale. E poi c'era ancora questa segreta continuità delle feste private che si facevano nei palazzi, ad esempio la Duchesse de Berry, la duchessa di Berry, della famiglia reale francese, cacciata nel 1830. E beh, nel palazzi della duchessa si facevano feste mascherate, e anche in vari altri palazzi veneziani. Tant'è vero che alla fine dell'Ottocento quelle feste ebbero un successo strepitoso presso le élite cosmopolite internazionali, e una specie di carnevale di élite continua anche nel XX secolo, dentro queste feste private, attraverso la stagione teatrale o lirica, e che poteva essere d'inverno ma anche in autunno, e poi anche a giugno, maggio-giugno, e poi anche attraverso la trasformazione che lei ha, sono stato sensibile a questo, che lei ha ricordato, le biennali, attraverso il fatto che l'estrema fine dell'Ottocento e poi durante il Novecento, Venezia è riuscita a compensare la perdita del potere politico e la fine del carnevale che doveva celebrare una città gloriosa, con la possibilità di attrarre una forma di rappresentanza della cultura mondiale nelle famose biennali d'arte, poi di cinema, cioè poi il Lido nasce nel secondo Ottocento, poi il festival o ai Giardini, questo nella città stessa, nel cuore di Venezia, o sul Lido, hanno continuato nel Novecento a fare una specie di altro carnevale quando non c'era più il carnevale, cioè questo prima del 1980, prima che risorgesse. Quello il fatto che erano due domande che volevo fare. Uno, il fatto che Venezia era fortemente laica, ricordiamo Paolo Sarpi, quindi anche questo carnevale è laico, nel senso che la Chiesa non ha potuto influire più di tanto, e grazie a questo laicismo, questa laicità di Venezia è rimasta come festa tipica. La seconda, ritornando alla storia dell'arte, lei faceva giustamente, non c'è più nessun canaletto quasi a Venezia, ci sono molti quadri, Pietro Longhi, c'è qualcosa di Salva Carriera, quello che ha detto prima Gabriele Bella,
il fatto che non ci siano, bisogna domandarselo anche perché ora poi Venezia è stata ricostruita, cioè il carnevale è stato ricostruito su quelle fonti lì, più fonti iconografiche che fonti letterarie, insomma, in sostanza, perché poi la storiografia è nata in un secondo momento. Certo. Allora, io rispondo alle due domande, che tutte e due sono molto interessanti e anche problematiche, perché la laicità di Venezia è tutta relativa, è una forma di distanza rispetto al Papa a Roma, si vede la figura di Paolo Sarpi all'inizio del Seicento, ma in realtà ci sono tanti bigotti a Venezia. Tra l'altro, se Giordano Bruno è stato ucciso anche grazie al tradimento del veneziano, quindi, al quale si era affidato. Quindi anche rispetto al carnevale non dobbiamo dimenticarci due fatti. Cioè il carnevale è laico, ma è voluto anche dalla Chiesa per poter fare una bella Quaresima, cioè che per poterla accettare, questo non solo a Venezia, ma ovunque. Quindi nel suo fondamento il carnevale è un fatto legato alla religione, cioè questo è essenziale. E poi è vero che durante il periodo moderno si moltiplicano gli editti, i testi amministrativi che vietano l'uso della maschera nelle chiese, la domenica, cioè, nei monasteri. Questo ed è vero anche che ci sono tanti sermoni cioè di preti contro l'abuso della maschera. Però allo stesso tempo questa maschera serve anche a mantenere un'apparenza morale, cioè di vita ordinata, cioè non si vedono gli eccessi. E quindi questo fa parte anche di un aspetto che non è tanto laico, cioè la capacità a controllare la morale, i costumi, eccetera. C'è una forma diciamo, di complicità tra il laico e il religioso che è tipico di Venezia, tra l'altro. Ma non vedrei Venezia come laica, proprio laica, cioè questo ma è oggetto di dibattito sicuramente. Cioè, a me è apparso così, che a me sei un Certo. specialista del tema, insomma, No, ma certamente, perché ah, in effetti c'è questa componente laica, certamente. certo. Poi i canaletto, come i Tiepolo, che sono all'estero, in Inghilterra, a cominciare dall'Inghilterra, e che servono oggi di riferimento, di fonte, perché siccome a lei piacciono le fonti, sicuramente sono fonti, si distinguono proprio dai Longhi o dai Bella, cioè parlo canaletto o guardi, si distinguono dai belli o dai longa, dai longhi o altri che sono invece rimasti a Venezia. Perché c'è anche a Venezia tutta una produzione visiva che si trova nelle pinacoteche come la Querini Stampalia o la Carezzonico, cioè, oppure vicino a Venezia come a Verona, a Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, c'è una bellissima collezione di longhi, cioè che il Veneto ha conservato la memoria visiva. Ci sono delle caricature di Zanetti che sono uno splendore, che troviamo alla Fondazione Cini. Insomma, Venezia non ha perso tutto il suo capitale visivo, però in effetti c'è una immagine che è andata lontana, come Canaletto e Guardi in particolare, e che siccome è passata attraverso la cultura anglosassone del Grand Tour e poi degli americani, eccetera, è un aspetto che ha contribuito in effetti alla popolarità di una certa immagine del carnevale, indubbiamente. Quando poi è stato rimesso su nel 1980, 79-80, il carnevale, Maurizio Scarparo e i promotori, che il PC è stato abbastanza attivo nel far... Questa è l'unità, dice L'unità dell'unità, esatto. 85, insomma, sì. Esatto. Va diffusa sui vari campi e campielli. Esatto, e anche l'idea del proteggere la laguna, cioè la Voga Laguna, l'idea di recuperare una forma di autenticità di Venezia, cioè che nei primi anni, indubbiamente, la città, cioè il carnevale è stato vissuto dai veneziani in modo molto forte, intimo, diciamo per 5 anni. 1900
1985. Amici veneziani ne possono testimoniare, dall'85 il carnevale è cominciato, il nuovo carnevale, a disgustarli. Hanno fatto di nuovo come quelli, quei nobili che andavano sul Brenta nel Settecento, nel primo Ottocento, carnevale no. Cioè, proprio c'è stato questo rovesciamento. Quindi in effetti c'è una immagine che serve l'industria, l'economia, serve le strutture alberghiere, per le strutture alberghiere, l'accoglienza, i ristoranti, la vendita di tanti prodotti, eccetera, anche di lusso, ma dall'altra parte c'è una intimità che non direi è soltanto quella del rifiuto, perché questa è l'immagine che certi scrittori francesi, anche come Philippe Solers, appena morto, ha sviluppato, cioè l'orrore del carnevale di oggi, che è una pallida imitazione di quello del Settecento, con il quale non c'entra. No, credo che c'è anche, per chi rifiuta il carnevale turistico, c'è anche un carnevale intimo, un carnevale delle feste private, in cui c'è un vero investimento di energie, in cui ci sono persone che vengono da altri paesi, da altre province, ma anche da altri paesi, lavorando per mesi a fabbricarsi il costume che ogni anno cambia e che possono far vedere ai loro amici nelle feste private e eventualmente un pochettino al grande pubblico su Piazza San Marco, al Florian. Basta. Quindi non ho una visione tutta negativa, tutta positiva. E tra l'altro io penso che se c'è da una parte un'economia di massa del carnevale che può essere fastidiosa, dall'altra io insisterei sempre su questa dimensione creativa del carnevale che ancora oggi, nonostante tutto, nonostante tutte le sue ehm, mediocrità, diciamo, può stimolare delle energie. Forse queste energie non sono sempre presenti a Venezia, ma sa quanti carnevali di Venezia ci sono attraverso il mondo? Nella sola Francia ci sono almeno 30 eventi durante l'anno che si chiamano Carnevale di Venezia. E non so in Italia, non lo so, non so negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma vuol dire che è un po' come la riviera mediterranea che si espande in California o in Crimea o in altre parti del mondo. Cioè c'è una specie di aggregazione mentale attorno a questo carnevale che dice la sua potenzialità di dare piacere, cioè di creare una specie di momento di liberazione. Il solo sognarsi il Carnevale di Venezia, lo so per dei francesi di Marsiglia, della Lorena, dell'Alsazia, cioè è fonte di una felicità che noi non immaginiamo, una cosa incredibile. Il problema è questo qui, insomma, abbiamo detto il Carnevale di Venezia, poi abbiamo, e c'è anche la localizzazione nel libro, il ridotto, lei parla di determinati luoghi chiave, che il Carnevale aveva delle sue tipicità, ma anche delle sue località, la camminata verso il coso, la Zattere, Venezia, poi ci stavano anche dei luoghi ben precisi, insomma, che identificavano il Carnevale. Se ce ne descrive. Sì, certo. Sì, il carnevale ha i suoi luoghi e primo di tutto Venezia è un luogo. E Venezia è fatta di centinaia di isolette che sono raggruppate grazie a dei ponti e il carnevale, sin dal Medioevo, ha questa funzione di mettere insieme i vari quartieri. È il senso della festa delle Marie, delle 12 Marie, che è una festa delle parrocchie, che di fronte a questi cattivissimi pirati triestini si sono aggregati attorno al Doge per festeggiare il ritorno delle 12 Marie, delle 12 promesse spose che erano state rapite. E il luogo lì è la città intera. Però lei ha perfettamente ragione, ci sono anche dei luoghi privilegiati in cui ci sono le piazze. Campo Santo Stefano, fino a metà del '600, è il luogo della nobiltà in carnevale, non è Piazza San Marco. Ma a partire dalla metà del '600 e poi fino a oggi è Piazza San Marco che è il grande luogo del ritrovo. Ci sono anche però delle calli, certo, ma anche dei teatri. C'è tutta una geografia
dei luoghi dove si fa musica, ci sono i palazzi, ci sono i luoghi segreti. Quindi in effetti c'è una deambulazione nella città che tende a fare di Piazza San Marco e della Riva degli Schiavoni che le è vicina attraverso la piazzetta, lei trova la Riva degli Schiavoni e lì è proprio il cuore. Però in tutta la città si respira aria di carnevale, almeno quando il carnevale, parlo del carnevale glorioso, dei tempi gloriosi. Le zattere ne sono un altro luogo, che è la passeggiata di fronte alla Giudecca, di fronte al mare, ma tantissimi luoghi del carnevale sono anche dei luoghi privati. Quindi questi palazzi di cui quasi nessuno sa che c'è carnevale. E quindi direi che è una geografia, questa del carnevale, che è molto contrastata. A tal punto che anche durante il carnevale oggi può stare a Castello, nel quartiere di Castello, senza vedere nessuno, mentre c'è la folla a Piazza San Marco. E questo era già così nel Settecento. Ne abbiamo delle memorie che dicono: "Ah, tutta 'sta folla a Piazza San Marco", e abbiamo delle incisioni, abbiamo tante testimonianze di questa folla. Tra l'altro nel libro ho voluto mettere un'incisione che dà l'idea di questo raggruppamento. Non è la più evocativa, ma La segui, dà porca. ecco, sì, Ah, ecco se lei la fa vedere. sì, E sì, sì, si questa vede, si vede. Piazza San Marco lì in ecco, e qui siamo nel 1720, voilà, è un'ossessione, quest'idea della folla che soffoca o ecco, della folla, voilà, esatto, sì. Non sono le immagini più belle, però dicono qualcosa di questo ambiente particolare del carnevale poi le maschere, parliamo un po' di maschere, il carnevale è anche maschera. A me il fatto che Tiepolo dipingesse Pulcinella, che è una maschera essenzialmente napoletana, invece lui l'aveva fatta propria, Gian Domenico Tiepolo, il coso. Certo, Gian Domenico Tiepolo ehm, ha una maschera privilegiata che è il Pulcinella, e questo Pulcinella l'ha ereditato anche del padre, il famoso Giambattista Tiepolo. Certo che per un napoletano dice qualcosa Pulcinella, ma si può dire che in effetti Pantalone sarebbe la maschera tipica di Venezia, che Brighella Arlecchino e Brighella sarebbero piuttosto anche loro veneziani, ma nelle parti, nel dominio della terraferma, cioè Bergamo, eccetera. Ma il fatto è che il Pulcinella è reinventato da, per me, il più grande pittore del Settecento veneziano, cioè Gian Domenico Tiepolo. E Gian Domenico Tiepolo ne fa di questo Pulcinella una specie di rappresentazione del destino umano, della sua vocazione al gioco, ma anche al confronto con la morte, cioè una maschera grave che è contemporanea di Goya, di Fuseli, di questi grandi pittori di fine Settecento, che sono stati in grado di mescolare la gioia e l'angoscia. Cioè Starobinski, un grande storico dell'arte, psicanalista, medico di Ginevra, ne ha parlato molto bene di questo momento di fine Settecento. In effetti si può dire che Gian Domenico Tiepolo, sarebbe bello poter far vedere il Pulcinella, ma qui non credo che ci No, no, lei, sia. lei lo cita, però non ne ho visti, perché io di solito li No, vedevo. no, cioè che di Gian Domenico Tiepolo c'è questo. Sì, sì, quello là c'è, quello che a fianco le tre maschere. La partenza della gondola, quindi Partenza. non c'è il Pulcinella, ma lui ne ha dipinto tantissimi, se ne vedono a Carrezzonico, se ne vedono nei musei americani, sono dei gruppi di Pulcinella che sono il simbolo del destino umano. E quindi questo è anche un indizio dell'importanza che il carnevale può rivestire come momento di riflessione sulla vita, insomma. Gianluca Tiepolo ha visto l'arrivo dei francesi, si è rifugiato nella sua villa a Zianigo, in terraferma, e non ha smesso per giorni, per mesi di disegnare e di dipingere dei Pulcinella.
Poi io, glossario veneziano, per chi non è di Venezia, se le parole possono anche risultare difficili, ad esempio Bautta, non sapevo il significato, sta Bautta, Bissona, o Bissone Broglio, Bucintolo, che era la nave che andava, la grande galera da cerimonia con 200 rematori, usata dal Doge nei giorni festivi, Calle, Campo, Campiello, Casotto, Castellani, i due macro quartieri di Venezia, come nell'arte il Consiglio dei 10, questo le istituzioni, la dominante che è la Serenissima, il listone, il lento spontaneo incedere che i nobili facevano in una parte della piazza San Marco tra l'orologio e la piazzetta per conversare e fare spolgere il proprio abbigliamento. La momaria, le momarie, i mimi anche, le rappresentazioni mimi, ancora non abbiamo parlato, insomma, anche questa è una tipicità, i mimi. Sì, perché queste rappresentazioni teatrali di secondo 400, primo 500, cioè proprio del Rinascimento, si può dire, sono la testimonianza della presa in carico che il carnevale, cioè di cui il carnevale fu oggetto da parte dei giovani nobili, per sfuggire alla crudeltà del Medioevo. Per dare un aspetto più civile al carnevale, ci fu una forma di impegno dato dalle autorità ai gruppi di giovani, le compagnie della calza, per organizzare delle feste raffinate, degli spettacoli come quelli che si chiamavano le momarie, M-O-M-A-R-I-E. Sarebbe da mimo, il mimo. Sì, che appoggiano sul mimmo e che erano spesso sull'acqua, su teatri galleggianti, e questo è un momento che è quello in cui il carnevale esce dalle violenze, dalla spontaneità del lancio delle uova, del travestimento in uomo selvaggio, oppure cambiato i sessi, e passa ad una fase di spettacoli. Questa fase di spettacoli che si apre fine 400 e soprattutto prima metà del 500, è la fase in cui Venezia economicamente sta calando e anche diplomaticamente. Allora, siccome Armando Pepe, grande amatore di storia economica e sociale, penso che, non so se è venuto il momento di concludere, ma comunque... concludiamo la senza, io credo che... No, ma non so se è una conclusione, ma comunque metterei in relazione diciamo, la perdita di preeminenza economica di Venezia nel mondo del primo Cinquecento, perché si scopre altre vie al sud dell'Africa per andare verso le spezie dell'Oriente, oppure si scopre la strada per l'America. Insomma, Venezia non è più il centro del mondo, neanche sul piano diplomatico, sia sul piano economico che diplomatico. L'impero ottomano sta guadagnando terreno, Venezia perde Cipro, eccetera. Rodi prima, poi Cipro, perde terreni. No, il carnevale è una forma di compensazione. E questo è l'atto fondamentale della Venezia, del carnevale di cui noi ci ricordiamo più volentieri oggi. Cioè che il carnevale serve a fare che Venezia continuasse ad attirare da tutto il mondo persone che sono meravigliate dalle bellezze, dalle ricchezze, dal lusso. Cioè, in pratica, noi conosciamo Tiziano, Tintoretto, Veronese. Beh, il carnevale, questo bel carnevale con l'opera lirica, il teatro, cioè, è un'invenzione di questo momento in cui Venezia perde terreno nella vita concreta, economica e politica. Abbiamo detto tutto, insomma, abbiamo visto un po' tutto. Io concluderei qui, se per lei va bene. Benissimo. Va benissimo. Allora io vi saluto tutti quanti, fra poco mettiamo sul canale Storia Locale e vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.